Parliamo adesso di arte contemporanea come agente di coesione e di recupero dell'identità di un luogo. Ebbene, c'è tutto questo dietro il progetto di recupero del forte di Montericco a Pieve di Cadore, portato avanti da Dolomiti Contemporanee. Lucia Cappelletti e Paolo Colombatti. Un forte di fine Ottocento, semidistrutto dagli austriaci in ritirata, rimasto chiuso per un secolo ed ora restituito alla collettività. Con la sua riapertura al pubblico, il forte di Montericco di Pieve di Cadore rappresenta un modello di rigenerazione urbana attraverso l'arte, grazie alla mostra collettiva Fuoco a paesaggio curata da Dolomiti Contemporanee. Una riflessione sul valore e il destino del paesaggio contemporaneo, attraverso una trentina di opere tra foto, sculture, installazioni, video che si inseriscono nel contesto territoriale e sociale del Cadore. 21 i giovani artisti che ne hanno preso parte. Coinvolti nel progetto anche il Museo dell'Occhiale e la Fondazione Tiziano, gestori del forte. Abbiamo questa struttura in gestione, noi abbiamo il pensiero di curarla, di seguirla, di mantenerla e di offrirla al pubblico. Il forte si apre, non avrà più una destinazione difensiva, ma sarà un luogo della cultura, un luogo di giovani, un luogo della contemporaneità in cui i giovani artisti vengono chiamati a produrre qui dentro, quindi un luogo che si rigenera. A finanziare il restauro la Fondazione Cari Verona, che pensa già ad un prossimo intervento sul vicino Batteria Castello. Spinta propulsiva per il progetto Fuoco a paesaggio la figura del cittadino più illustre di Pieve di Cadore, Tiziano, con la quale si sono misurati alcuni autori nella sezione dedicata a Tiziano contemporaneo. Credo che potremo arrivare a parlare con istituzioni importanti come alcuni musei internazionali che stiamo già contattando per proporre questa idea. Arte contemporanea, spazio del Cadore Dolomiti, casa natale e terra natale di Tiziano e un grande movimento fatto attraverso le residenze di Dolomiti, in particolare da Montericco.